Ben ritrovati cari amici, il nostro appuntamento con un pizzico di Radio Chef. Dedichiamo questa puntata ovviamente a Friuli Doc che si sta avvicinando. Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana delle osterie che racchiudono la tradizione, la cucina locale, ma anche il piacere della convivialità che abbiamo bisogno di ritrovare. Anche a Friuli Doc quest'anno si torna proprio in osteria. Friuli Doc in osteria arriva infatti alla sua quinta edizione. Saranno ben 20 le osterie che proporranno altrettanti menù a prezzi veramente sensazionali, pensate, a partire da soli 4,50 €. Quindi siamo pronti proprio per scoprire che cosa ci aspetterà in osteria a Friuli Doc in questa edizione. Lo facciamo insieme al presidente di Confesercenti Udine Marco Zoratti, Enzo Mancini, presidente del Comitato Difesa Osteria Friulana, e infine l'assessore del comune di Udine Maurizio Franz. La 28ª edizione del Friuli Doc a Udine inizierà molto bene, perché l'organizzazione di questa 28ª edizione è partita parecchio tempo fa. Abbiamo iniziato a lavorarci già nel mese di marzo e di aprile, per cui il risultato sarà sicuramente un risultato qualitativamente e quantitativamente molto importante. Noi come Confesercenti, assieme al Comitato Friulano Difesa Osterie, abbiamo prodotto una brochure distribuita in 10.000 copie, nella quale 20 osterie propongono un piatto e un calice di vino ad un prezzo più che accessibile. Ogni osteria presenterà un menù diverso dall'altro e quindi sarà possibile per i visitatori e i turisti fare un piccolo tour enogastronomico decidendo da sé quali osterie frequentare, quali piatti assaggiare e quali calici di vino bere. Devo dire che la collaborazione è stata grande da parte di tutti, sia del comune, sia della Confesercenti, anche la Confesercenti in primo piano, e poi c'è Friuli nel mondo, c'è la Minestra, l'Arlef, il Ducato di Vini, e quindi ho piena soddisfazione che questa edizione superi tutte quante fino a quelle che oggi abbiamo fatto. Come amministrazione comunale di Udine siamo molto soddisfatti che quest'anno della grande partecipazione che c'è stata a Friuli Doc, quest'anno con una molteplicità di iniziative, questa in particolare del Comitato Friulano Difesa Osterie e della Confesercenti, che sono riusciti a riunire una ventina di osterie con una promozione di piatti tipici e delle eccellenze della nostra regione. Penso sia un'iniziativa che verrà particolarmente apprezzata dai tanti visitatori, dai tanti turisti, e soprattutto che va nel filone che noi vogliamo che caratterizzi questa edizione di Friuli Doc, che è quello dell'identità friulana, quindi un messaggio anche culturale, non solo quindi Friuli Doc come vetrina delle eccellenze enogastronomiche ed artigianali della nostra regione, ma anche un modo per far conoscere la nostra cultura, la nostra identità al di fuori dei confini regionali e nazionali. Noi siamo felici, saremo ad accompagnarvi insieme a Friuli Doc proprio sotto la loggia del Lionello con Radio.0 e anche con Radio Chef, perché avrete la possibilità di portarci direttamente di persona e quindi presentarvi anche e presentare la vostra ricetta per partecipare anche a questo appuntamento, questa nuova edizione pronta a partire a ottobre con Radio Chef, un nuovo appuntamento proprio per vivere insieme il gusto del Friuli Venezia Giulia con tantissime novità. Poi vi introdurremo anche nel nuovo mondo di Radio Chef, ma naturalmente non può mancare anche una super ricetta dei nostri ascoltatori. Arriva proprio da Udine, di Caterina Turello, questo risotto tonno e zucchine. Per 4 persone vi serviranno una cipolla, circa 80 grammi di burro, 2 zucchine, 120 grammi di tonno e 360 grammi di riso Carnaroli, e poi ancora un po' di vino bianco. Andate a soffriggere la vostra cipolla con il burro, aggiungete poi le zucchine tagliate a rondelle e lasciate indorare per un po'. Aggiungete il vostro risotto, fatelo tostare leggermente e sfumate con il vino bianco. Cuocete a fuoco basso secondo anche le indicazioni di cottura. Aggiungete 5 minuti prima di spegnere il fuoco il vostro tonno tagliato a dadini e servite con una grattugiata di parmigiano reggiano a piacere e un filo d'olio. E a questo punto buon appetito e buon pranzo a tutti. Le ricette dei nostri ascoltatori sono sempre super, e vi ricordo che anche sul nostro sito radio.0.it, oltre che su tutti i nostri social, potete sempre seguire le puntate di Radio Chef e scoprire nuove ricette insieme a noi.
Vi aspettiamo allora anche a Friuli Doc, passate a trovarci, portateci le vostre ricette e noi condivideremo quelle dei nostri ascoltatori nella nostra mitica brochure dedicata a Friuli Doc, con tante ricette tutte da provare e anche per tutte le preparazioni e le passioni di cucina. Valgono sia per chi ama cucinare e provare, ma anche per chi non ama cucinare ma lo deve fare. Ci sono tante idee. Anche perché il menù deve essere sempre vario, alla fine è questo che ci piace. Esatto, e allora noi ci ritroviamo domani con un pizzico di Radio Chef, sempre alla solita ora. Non mancate, ma restate con noi nel corso della mattinata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.